E allora oggi andremo a fare gli squat. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, divarichiamo le gambe che devono essere aperte alla stessa misura delle nostre spalle, come vedete, i piedi ben dritti, la schiena, mi raccomando, la schiena deve essere sempre dritta. Andiamo a mettere le mani davanti, in questo modo, scendiamo con la schiena dritta e su. Ovviamente ogni volta che scendiamo giù, estiriamo. Quindi inizieremo in questo modo. 1, 2, 3, 4. Mi raccomando, la schiena dritta. Facciamo un movimento deciso senza muovere i piedi da terra. Quindi non alziamo, non solleviamo mai i talloni. Ovviamente conseguiremo sempre i nostri 20 movimenti, quindi faremo le nostre 3 serie da 20. Dopodiché al 20° tratteniamo per 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5 e su. Tiriamo su il respiro, togliamo con le gambe e ripeteremo questo esercizio per 3 serie. Attenzione, adesso invece ne faremo un altro tipo di squat, quello con i piedi uniti, in 3 tempi. Quindi vorrà dire sempre le mani avanti e in 3 tempi scenderemo. Quindi sarà mezzo squat, squat intero e su. 1, 2 e su. 1, 2 e su. La respirazione sempre, mi raccomando. 20, 5, 6, 7, 8, vedete la schiena deve essere sempre dritta, non dobbiamo né portarla troppo avanti né spingerla indietro, il movimento sarà dritto e preciso, con le nostre mani, con le nostre braccia, quindi aiutiamo l'equilibrio del nostro corpo. Anche qui tratteniamo al 20° per 5 secondi e torniamo su. Respiriamo, sciogliamo le gambe. Facciamo l'ultimo esercizio per gli squat, sempre a gambe aperte. A questo punto faremo 1, 2 e su. Quindi scendiamo, torniamo e su alle punte. Siamo pronti? Al mio via. 3, 2, 1, via. 1, 2, su. 1, 2, su. 1, 2, su. 1, 2, sulle punte. 1, su. 1, 2, su. 1, 2, su. Su. Al nostro 20° restiamo, tratteniamo in questo modo. 5 secondi, 4, 3, 2, 1, torno su. Anche per questo esercizio saranno le nostre solite 3 serie, ogni serie composta da 20. Alla prossima!